Però, vabbè, adesso vi ho fatto vedere dove che gli stati piccinini cresce e gli stati grandi i vasò, che sono le eccezioni alla regola. E difatti qua avevo messo per correttezza, che sono stati relativamente piccoli come il Belgio, che devono andare nella stessa tendenza di Italia, Francia e Germania. Anche a loro ha i suoi problemi interni. E dopo che sei degli stati che sei relativamente grandi come la Spagna, che effettivamente devono andare abbastanza bene. Quindi non c'è una regola precisa se sei grande, così che se ha sicuramente altre ragioni. E avevo messo la Spagna per farvi vedere dal 97 a Ancò che divario che c'era 10 anni fa. Cioè, saremmo più di un 25%, l'italiano medio stava meglio dello spagnolo medio, e ancora ne ha già sorpassate dal 2005. E dopo avevo messo anche la Grecia perché la nega sorpassare anche a loro. Vi dico nega sorpassare perché l'ultimo punto lì, è 2008. E sta qua è una stima non mia, sta qua è una stima dell'Eurostat. Notare che avevi messo i Veneti in posto di Eurostat. Vabbè, comunque tutti questi grafici, tutti questi dati li ho tolti dall'Eurostat, no? E se una stima per il 2008, però vi assicuro che a fine anno, con i dati finali, la Grecia ne ha sorpassato anche loro. E sta qua non c'è neanche il peso. Il peso è che se guardate, per la prima volta per il 2008, l'Eurostat mette l'Italia con un valore sotto 100. E cioè l'Italia non è più tra la metà dei paesi più ricchi d'Europa, la è fra la metà più povera d'Europa. Allora non è più giusto paragonare l'Italia con la Germania, la Francia, la Spagna, la Svizzera. Si da paragonare l'Italia con sotto la media. Eccoli qua, questi qua sono i nove ricchi e la nuova poretta che è l'Italia. Vediamo che sotto la media sono praticamente tutti dell'est europeo perché sono venuti fuori dal comunismo. Vediamo che nel gasasso passa la Spagna e la Grecia, ma adesso vediamo che fra 3-4 anni in PIL pro capite ne sorpasserà anche la Slovenia e dopo, non so, ben magari 5-6 anni anche la Repubblica Ceca. Vediamo che uno guardando sto grafico dice, beh, che discorsi, è venuto fuori dal comunismo e ha da recuperare, è logico che adesso devono recuperare rispetto alla media e invece gli stati come la Germania si devono calare, perché c'è una convergenza. Ma non c'è mai scritto da nessuna parte che ha per forza di essere una convergenza. O al manco se c'è scritto da qualche parte, nessuno glielo ha detto agli irlandesi, ai finlandesi, agli olandesi, ai lussemburghesi, ai norvegesi, loro continuano a crescere. Non è mica devono perdere terreno come l'Italia rispetto a queste nuove economie. Cioè, va bene che se quale cresce, ma non gamia da essere che noi altri che avevamo da calare. Voglio farvi notare un'altra roba, perché non siamo mica a parlare di un confronto est-ovest, nord-sud, siamo a paragonare stati grandi e stati piccinini. E se guardate, tutti questi stati sono tutti di dimensioni piccinine. L'unico che è relativamente grande è la Polonia, che ha presso, mi pare, 40 milioni di abitanti. E guardate, la Polonia lì nel grafico è nera e c'è quella pressopoco più piatta. E difatti si è fatto acciappare da 3-4 paesi, per Lituania, non so bene, comunque vedi che sta qua è la Polonia, che è relativamente piatta e si è fatto sorpassare da sti qua. Adesso io non conosco la situazione etnica della Polonia, però che sono stato un paio di volte per lavoro e effettivamente ha delle realtà economiche di livello regionale anche loro, che a nord-ovest che zona di Danzica, ex Prussia, è industrializzata. La zona sud orientale, che è più agricola, dopo te che la zona di Cracovia e quella di Varsavia. Insomma, non so che magari anche loro c'è di dimensioni, magari massa grande, per essere efficienti dato il momento storico.
E non so neanche dire parlare di Bielorussia e Ucraina, che è ancora più grande e si deve andare ancora peso. Allora, detto questo, vi faccio vedere una mappa che è ancora più triste. Questa qua non la segna ancora venuto fuori. Ogni anno l'Eurostat tira fuori una mappa dove che fa vedere come che sta l'economia membre dell'Unione Europea. E se basata in PIL pro capite, di solito mette in verde, in varie sfumature, i paesi che va meglio della media, e in giallo quelli che va peso. Per la prima volta l'Italia la c'è in giallo, insieme a Slovenia e Repubblica Ceca, che abbiamo visto che è in ascesa, insieme alla Grecia, ma ora a fine di anno, quando verrà pubblicato ufficialmente, vedrai che la Grecia la c'è verde. E insieme tutto il resto dell'Est europeo, che adesso si è venuto fuori più che giallo, mi pare un beige. Dopo che c'è un'altra roba da notare, che c'è anche diverse tonalità di verde, che c'è un verde, do verde più scuro, che c'è i paesetti più ricchi, che c'è tutti piccinini, e dopo che c'è un verde smarso lì, che c'è per quei che va manco meglio, diciamo. E fatalità c'è tutti i grandi, Gran Bretagna, Spagna, Francia, Germania, anche al Belgio, però, che avevo detto, anche loro ha i suoi problemi interni. E la Finlandia, però, anche quella che abbiamo visto che si deve crescere la grande, quindi fra poco le diventa di un verde scuro anche ella. Insomma, guardando sta mappa, insomma, anche a confronto alla volta scorsa che vi parlavo di come che va bene l'economia veneta a livello mondiale, quella è piuttosto negativa e uno potrebbe dire, vabbè, siamo usali come la Slovenia, ma te si devo parlare dell'Italia, nel senso che in Italia che c'è dentro anche Calabria, Basilicata, Campania, quindi magari con la media siamo messi male, però qua in Veneto si sta meglio di così. Se è vero, cioè il Veneto è sopra la media, ma il punto non è mia come che stiamo adesso, il punto è la tendenza, cioè come che staremo fra poco, come che saremo. E non è tanto che, perché siamo in Veneto, andiamo per la nostra strada, facciamo parte di questo contenitore Italia e quindi siamo succubi delle inefficienze di un contenitore che non è al passo coi tempi, che è prodotto per un'altra epoca ottocentesca. E difatti qua vengo messo l'andamento del Triveneto, come detto Triveneto perché i dati con l'Eurostat venivano fuori così, rispetto all'Italia. E allora, il rosso è l'Italia come che ve l'ho fatta vedere prima, che è in calo. Ma vediamo che il Veneto non è mia solo perché siamo messi meglio, andiamo per la nostra strada. Siamo comunque vittime delle inefficienze dell'infrastruttura politica italiana. E quindi se inevitabile che qualsiasi realtà economica o regionale all'interno di un contenitore inefficiente e subisce gli stessi effetti. Quindi qua siamo a parlare delle nostre fabbriche, delle nostre imprese, dei nostri lavori, quella riga blu lì, i nostri skate. E anche se al telegiornale dice che c'è una crescita del 0,3%, in realtà la realtà è che confronto alla media siamo in pulmone anche noi altri, perché in Slovenia, Repubblica Ceca, in Irlanda, in Olanda, si deve crescere di tanto di più. E se sto grafico non vi basta, vi faccio vedere un altro, perché magari dice, vabbè, c'è solo un problema italiano. No, non so se vi ricordate della Germania dell'Est. E vabbè, magari i più giovani che noi che fa studiare la storia contemporanea a scuola. Durante la guerra fredda, la Germania dell'Est e la Germania dell'Ovest si erano stati a separare. E la Germania dell'Est era l'orgoglio del blocco comunista. Era quelli che andava meglio di tutti. Cioè, andava meglio della Cecoslovacchia, andava meglio dell'Ungheria, andava meglio della Polonia.